benvenuti alla Finestra sulla Sicilia. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, sono in compagnia della nostra amica Vilma. Un saluto a tutti. Quest'oggi realizzeremo per voi un piatto della tradizione siciliana. Stiamo parlando della pasta chi brocca la riminata, la ricetta della caponata, della ricetta del gelo di Anguria, la ricetta del gâteau di patate. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo quest'oggi in compagnia di Cristian Pancaro per inaugurare una nuova rubrica. Dal titolo C'era una volta in Sicilia e forse c'è ancora, perché insomma ci sono delle tradizioni che sono sparite ma con l'avvento delle nuove generazioni stanno ritornando. Amici e amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del professor Antonino Russo per la nostra consueta rubrica Detti, cognomi e storie siciliane. Per quanto riguarda oggi, diciamo come si diceva una volta, gentile richiesta, faremo una puntata improntata su tutti quelli che sono i cognomi particolari siciliani. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in questo momento in compagnia di Flavia Corso, presidente dell'associazione Tacus. Questa sera praticamente ho organizzato una visita della Palermo a Luci Rosse. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in questo momento alle Officine Bellotti. Abbiamo appena assistito a un concerto di musica acusmatica. Sono in compagnia in questo momento di Lucio Garau, compositore e musicista, che ci spiegherà per l'occasione in cosa consiste un concerto di musica acusmatica. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in questo momento alla Mondadori in compagnia della presidentessa dell'associazione Scruscio, Valentina Butera. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia di Alessio Arena. Lui è stato candidato come premio Nobel per la letteratura.